Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Library Comics, bentornati in una nuova puntata, la prima di questa terza stagione di Holocron Book Club. Ciao Raghi, buonasera. Buonasera a tutti, eccoci qua. Eccoci qui, torniamo con ormai la terza stagione di questo spin-off di Archivio Jedi, dove se non lo sapeste già, se è la prima volta che vedete, sia che sia in diretta, sia che sia in differita, che vedete una puntata di Holocron in cui ci andremo a concentrare con i nostri commenti su una singola opera di quelle pubblicate come sempre negli scorsi mesi in Italia. Oggi in realtà non parliamo di una singola opera, ma parliamo di un crossover, per cui di una grande storia che si sviluppa su diverse testate a fumetti, diversi archi narrativi, diverse miniserie. Anche se ci concentreremo maggiormente sulle vicende principali di questa storia, cioè quelle relative alle due miniserie Droidi Oscuri e Droidi Oscuri Squadra D. L'argomento quindi è proprio relativo all'ultimissimo crossover pubblicato in lingua originale durante la primavera ed estate del 2023 e durante l'estate del 2024 qui in Italia. Droidi Oscuri è ideato come crossover da Charles Soule e poi le varie storie sono scritte da essenzialmente i vari sceneggiatori delle varie serie che Droidi Oscuri tocca, perché appunto come si sviluppa Droidi Oscuri, esattamente come per gli altri crossover che abbiamo visto negli anni passati, si sviluppa principalmente in una miniserie dal titolo omonimo del crossover, Droidi Oscuri, che è raccolta in questo volume qua e non pubblicata da nessun'altra parte, per cui dovete recuperare questo volume cartonato al costo di 18 euro. Una miniserie spin-off che è Droidi Oscuri Squadra D, anche questa edita semplice, cioè soltanto in questo volume, anche questo da 18 euro. Anche qui avrei preferito il volume unico, esattamente come per la Guerra dei Cacciatori di Taglie, però vabbè. E poi Droidi Oscuri tocca praticamente gli archi narrativi numero 7 delle varie serie regolari del 2020. Qui con me ho Droidi Oscuri volume 6, cioè scusatemi, Cacciatori di Taglie volume 7, Droidi Oscuri. Ma è uscito anche settimana scorsa Dottoressa Afra, di cui troverete la recensione sul sito nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e sono già usciti sugli spillati e nei prossimi mesi arriveranno anche in formato cartonato i volumi dedicati a Star Wars e Darth Vader 2020. Molto bene, quindi dopo questa infarinatura complessiva, ovviamente qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, scrivetemelo qui nei commenti. Diamo un po' i nostri pareri. Prima di farti iniziare, Raghi, vorrei salutare Andrea. Ciao Andrea, buonasera, sempre presente, grandissimo, e anche un ciao a Jose. Hello there, anche a Jose. Raghi, questo Droidi Oscuri, allora, è un sì, è un no, è un sì ma... Insomma, secondo me i pareri sono stati, come dire, altalenanti, più che variegati. Io direi che l'annuncio è stato che schifo, mentre lo leggi dici che schifo,
forse, poi ci ripensi e dici, però tutto sommato, quindi almeno questa è stata la mia sensazione. Quali sono le tue opinioni? Sì, principalmente, diciamo, come parlo più che altro della miniserie, in aggiunta alla miniserie legata alla squadra D, perché sono ciò che ho letto principalmente, mentre per le serie regolari non è che hanno uscita in lingua originale, quindi ne ho ancora un po' in arretrato, ecco. Secondo me soffre un pochino dello stesso problema per esempio della guerra dei cacciatori di tagne, nel senso che si rende necessario leggere tutto un intero crossover per comprenderlo appieno, perché nelle due miniserie ci sono molti eventi che cioè, hanno senso ma risultano poco chiari e poco contestualizzati senza le varie serie regolari. Cosa che per esempio per Impero Cremisi e soprattutto Impero Nascosto, Impero Segreto, non era successa. Regno Cremisi e Impero Nascosto. Sì. Grazie. Va bene, certo. Sì, va bene, certo. L'ombra dell'ombra. No, ecco, quindi forse si è un po' tornati a un punto di partenza che si era riusciti a superare, ecco, a un difetto che si era riuscito a superare con i due crossover precedenti, sono andato al terzo crossover precedente che aveva questo difetto. Un altro difetto, secondo me, è che nonostante in realtà abbia apprezzato i disegni di entrambe le miniserie, secondo me la storia in sé risulta forse un po' troppo per qualcosa di ambientato non solo all'interno della trilogia originale, ma direi forse anche nell'ambito dell'esalogia. Cioè, comunque macchine che cercano una sensibilità alla forza fino ad ottenerla, poi per puro caso perché R2 e altri amici riescono a fermarne. Sì, è veramente, secondo me, è troppo. Non solo all'interno dell'esalogia, ma si va ad aggravare mettendola all'interno della trilogia originale. Sì, il Concilio dell'Impero, praticamente spiato dai droidi. Dai droidi dopo. Sì, un po' troppo forse, ecco. Poi soprattutto ambientando tutto fra episodio 5 e 6, questo qui è un problema che si portano dietro tutti gli altri crossover, però chiaramente più carne aggiungi peggio è, diciamo. Cioè, se già la guerra dei cacciatori di tagne era un evento un po' forse troppo grande. Regno Cremisi, Impero Segreto, poi ci metti pure questo, diventa veramente troppo, soprattutto considerando che alla fine è meno di un anno, perché viene, se non sbaglio, detto in Star Wars 50, che non è, senza fare spoiler, però viene detto, cioè, insomma, ci prendi anche un po' in giro con Ben Solo che dice, ah, tutto questo è successo in meno di un anno, cioè, anche no, anche no. Secondo me anche no. Cioè, piuttosto veramente allunghi il tempo tra un film e l'altro in qualche modo, però no. Poi l'evento in generale, per quanto non sia brutto se preso in sé, secondo me, però è veramente, secondo me è troppo, stroppia un po' nella galassia di Star Wars, in cui comunque i droidi sono comprimari. Ci sta, secondo me, anche in Ajax Sigma e tutto il suo culto di droidi che vogliono ottenere una certa indipendenza. Ciò che secondo me non ci sta è la scintilla eterna e tutte queste cose qua, secondo me rischiano di diventare un po' troppo Sì, sì. Un po' per too much. l'universo in generale. Sì, sì, sì. Cioè è veramente troppa fantascienza. Mm-hmm. Sì, fantascienza poi comunque anche calata in questo contesto semi-mistico, semi-horror. Allora, do un po' le mie sensazioni. Anch'io vengo dalla lettura di Droidi Oscuri, di Squadra D e per quanto riguarda le serie regolari del volume di Cacciatore di Taglie.
Infatti, guardavo proprio adesso il commento di Andrea che diceva: io ho letto all'uscita in inglese e non mi era piaciuto per niente, soprattutto le parti pubblicate sulle varie testate. Queste a me, appunto, mancano globalmente. E poi ci dice: ho risfogliato solo la miniserie recentemente, devo darvi ragione, facendo finta che il resto di Star Wars non esista, mi è piaciuta un po' di più. Belli disegni. Sì, allora, quando è stata annunciata, per me era l'ennesimo crossover dopo un anno praticamente solo di crossover, di eventi, di macro cose, e ero un po' arrivato alla frutta, quindi non l'ho accolta bene, me ne sono anche interessato poco, insomma non ho seguito man mano che usciva, proprio per un po' cioè, perché non so, mi sentivo arrivato a un livello di saturazione da parte di crossover. Tra l'altro trovavo l'idea anche leggermente abusata, perché mi sembrava molto simile alla ribellione dei droidi che vediamo in Last Shot, il primo romanzo di Daniel Jose Holder, questo ambientato invece dopo episodio 6. Tra l'altro uno di quei rari casi di romanzi ambientati dopo episodio 6, prima di episodio 7. Ok, che poi ha tutti i flashback, però la parte dopo episodio 6 è consistente. Detto ciò, una volta letta la miniserie, in realtà mi sono dovuto un po' ricredere. Va letta, secondo me, con delle grandissime premesse, delle grandissime mani avanti, che sono proprio relative all'ambientazione, al setting, al periodo temporale, all'essere parte di Star Wars tout court, diciamo. Secondo me l'idea alla base di Droidi Oscuri è molto buona, e è anche, in realtà probabilmente anche molto buona contestualizzata in Star Wars, perché fa bene qualcosa di diverso e lo fa in maniera intrigante, lo fa con grande, almeno nella miniserie titolare, lo fa con una grande tensione narrativa crescente, cioè il flagello ci viene sempre rappresentato come affamato, e questa fame cresce di numero in numero, in maniera, appunto, creando proprio una tensione nel lettore, e secondo me questa cosa è scritta molto bene. Il problema è la capacità o meno del lettore di isolarsi un attimo e di riflettere su: ma questa cosa succede a Luke, a Leia, a Lando, mentre Han è ancora nella Carbonite, cioè in un periodo temporale così fitto di eventi, così cruciale per la galassia, che anche qui, perché dovrebbe interessarmi delle schermaglie della ribellione con l'impero quando un'intelligenza artificiale sta prendendo il controllo di tutti i droidi della galassia, e anche dei cyborg, e poi vuole arrivare agli esseri umani e vuole unirsi alla forza? È qualcosa di, così come avevamo detto per la guerra dei cacciatori di taglie, per Impero Cremisi, scusate, per Regno Cremisi, per Impero Nascosto, è qualcosa di troppo grande che rischia di distogliere l'attenzione dagli eventi, diciamo, relativi alla trilogia originale. Secondo me avrebbe funzionato moltissimo, molto di più, se fosse stato ambientato in un altro periodo storico, sì, cioè, totalmente diverso, anche perché, voglio dire, hai il personaggio di Ajax Sigma, che tra l'altro è interessantissimo ed è sfruttato malissimo, perché compare per poco, poi compare un po' in Squadra D, però ha un sacco di flashback, il suo passato, il recupero del suo nucleo viene raccontato in un'altra miniserie ancora non parte del crossover, cioè Han Solo e Chewbacca. È davvero confusa la gestione di Ajax Sigma. sì. Se Droidi Oscuri avesse raccontato del flagello e di Ajax Sigma e di una loro lotta secolare o qualcosa di, insomma, se li avessi anche contestualizzati, che ne so, durante l'Alta Repubblica,
per carità, un altro periodo inflazionato, però in realtà che ha un sacco di lassi, cioè di periodi temporali liberi. Lo Sì, non è ambientavi un anno. No, ma voglio dire, lo ambientavi tra la fase 2 e la fase 1. Cosa c'è? Un secolo e mezzo. Sì, sì, sì. Ambientavi questa cosa tranquillamente in quel periodo e riuscivi a comunque creare una storia molto interessante. Perché appunto le idee alla base sono buone, sono anche abbastanza fresche, sono suggestive, ti fanno riflettere, sono intriganti, funziona molto bene come idea, ma la realizzazione in questo periodo storico è completamente sbagliata nel suo volere esistere in questo periodo storico. Ecco. Sì. Sì, paradossalmente ne avrei visto anche bene, come hai detto tu, nell'Alta Repubblica con un eventuale tentativo di ritorno nel post episodio 6. Ma sì, esatto, esattamente. Cioè, veramente all'interno di un anno mi sembra troppo. Più che altro, come hai detto tu, c'è l'evento già, Regno Cremisi e Impero Segreto avevano degli eventi un po' troppo grossi che si infilano a forza tra i due film, ma qua parliamo di un livello ennesima, diciamo, più volte all'ennesima, più volte più grosso all'ennesima. Cioè, penso che, non so come dire, però di fronte a un'intelligenza artificiale che mira a controllare l'intera vita senziente dopo aver preso controllo di tutti i droidi, effettivamente, come hai detto tu, non ha quasi più senso la guerra civile galattica, non ha quasi più senso di esistere. Ma poteva anche essere tranquillamente ambientata tutto nel post episodio 6 con Luke e la sua accademia. Cioè, Ma certo. se questa minaccia fosse stata affrontata non da Luke, Leia, Lando, eccetera, ma da Luke, Ben e gli altri studenti, sì, con loro che magari sarebbe stato trovavano... interessantissimo, bellissimo. Sì, con loro che magari appunto trovavano degli onocroni dell'Alta Repubblica dove scoprivi che Ajax Sigma e Fanagello si erano già affrontati, poi magari tornava Ajax Sigma che essendo un droide era tranquillamente ancora in vita, diciamo. Esatto. Cioè, è vero, c'è un'Alta Repubblica, come hai detto tu, è un periodo inflazionato, però secondo me avrebbe avuto comunque più senso di come l'hanno gestita adesso. Assolutamente, sono d'accordo. E Hayek Sigma pure mi è sembrato un personaggio sprecatissimo. Sì. Cioè compare praticamente come Deus Ex Machina nella miniserie, in Droidi Oscuri, cioè in Squadra D pure compare pochissimo e si va alla ricerca di Hayek Sigma, ma soltanto alla fine, e non si capisce che cosa è ambientato quando, cosa prima, cosa dopo. Anche lì è un peccato perché manca di... Poi Ajax Sigma sembra con una certa personalità nella miniserie di Squadra D e con un'altra personalità in Droidi Oscuri. All'inizio io pensavo che Ajax Sigma fosse il cattivo di questa storia. Ma era stato venduto così inizialmente, prima che uscissero i numeri. Non c'era una distinzione tra il Flagello e Ajax Sigma. Ok, su questa cosa ci siamo d'accordo che è andata così. Perché io all'inizio avevo capito che Ajax Sigma poi diventava il flagello. Ma tutti ne avevano capito, perché c'era praticamente Ajax Sigma che era presentato come droide villain e lo vedevamo nelle prime tavole che affrontava Luke, appunto. E poi l'ultima riga praticamente della sinossi era e chi o cosa è il flagello? Punto di domanda. E invece alla fine Ajax Sigma è quello che sconfigge il flagello. Anche qui gestione tremenda, secondo me, dei personaggi e soprattutto di idee ottime, Sì. perché sia il flagello che Ajax Sigma sono interessantissimi e sono stati gestiti male, molto male. Sì, secondo me è stato un peccato, ma anche un errore, in un certo punto di vista. Certo. Non fare quello che hai detto tu, cioè fare una specie di dualismo tra Flagello e Ajax Sigma, perché tu hai una miniserie principale che ha il Flagello come antagonista, barra protagonista in realtà però, perché Ajax Sigma non è il protagonista, è una comparsa.
arriva, lo affronta una volta, poi arriva di nuovo e lo sconfigge, ma esatto. invece sarebbe stato molto più interessante avere magari protagonista Ajax Sigma e antagonista il Flagello, ma in un unico fumetto, non protagonista il Flagello nella miniserie e poi Ajax Sigma comparsa in tutte le miniserie e tutte le regolari. Esatto. Perché in quel modo... O anche due miniserie, una da un punto di vista, una uno sì, dall'altro. anche, certo. Bene. Perché no? Però perché in quel modo è chiaro che cioè, se tu hai una miniserie, tu hai il punto di vista del progetto, diciamo, però Ajax Sigma per farti un'idea devi leggere tutto, ma non ha senso, considerando che era stato venduto come uno dei personaggi principali del crossover. Mm-hmm. Cioè come se nella Guerra dei Cacciatori di Taglia Boba Fett... Non solo ti devi leggere tutto, ma devi anche leggerti Han Solo e Chewbacca. Certo, sì. Non fa parte del crossover. Cioè, sono le premesse. Dai. Sì. È come se nella Guerra dei Cacciatori di Taglia Boba Fett si fosse visto tipo nel primo numero della Guerra dei Cacciatori di Taglia e poi si fossero visti altri cacciatori o Jabba e Boba Fett si fosse visto un numero per uno nelle altre serie regolari. Sì, cioè, non avrebbe tanto senso, secondo me. Con tanto che Boba Fett non aveva bisogno di introduzioni. Ajax Sigma sì, invece. Esatto, certo. E tra l'altro anche lì non è che, nel senso, non me ne voglia Boba Fett, però capite bene che Boba Fett appunto, da un lato sappiamo chi è, ma anche senza sapere chi è, cioè è un cacciatore di taglie, sì, è il migliore, però è un cacciatore di taglie. Ajax Sigma invece è un droide che ha preso coscienza, che ha fondato un culto, cioè sulla carta, poi è ovvio che Boba Fett ha tutta la storia del personaggio e va bene, però se descriviamo i due personaggi in maniera asettica, Ajax Sigma è molto più interessante e ha molte più cose da dire di Boba Fett. Sì. E il fatto quindi di gestire così male questo personaggio così interessante, per quanto mi riguarda, è davvero un peccato. Poi io comunque la lettura la consiglio perché appunto i disegni di Luke Ross sono ottimi ed è appunto qualcosa di diverso. Va preso con le pinze, cioè potenzialmente stravolge tutto Star Wars, va preso con le pinze e apprezzato nel suo essere una storia horror che non porta da nessuna parte e va bene così, diciamo. Sì, secondo me purtroppo in generale questo non solo con questo crossover. Non è neanche tanto horror, cioè ha degli aspetti un po' splatter, ma in realtà è una storia molto esistenziale, cioè è molto più cerebrale che horror, secondo me. No, più che altro la definirei sicuramente horror rispetto a quello a cui siamo abituati su Star Wars, ecco. Sì. Abituati intendo negli ultimi anni, non in generale. Però sì, poi in senso più ampio non è che sia proprio horror, più splatter, quello sì, perché comunque fa pezzi le persone, insomma. Però sì, purtroppo in generale una cosa che non ho apprezzato per nulla del 2020, di cui in realtà Droidi Oscuri fa parte, quindi si ricollega, è questo cercare di voler sempre alzare di più il tiro fino ad arrivare a Star Wars 50 che purtroppo ha un po' fatti i bisogni fuori dal vaso, secondo me. Detto, diciamola così, cioè bello Cacciatori di Tagne, la Guerra dei Cacciatori di Tagne, Regno Cremisi, figo. Mi ha cambiato la vita. Sì, no, la Guerra dei Cacciatori di Tagne. Bello Regno Cremisi, Impero Segreto, inizia a finire carino, ma al finale Droidi Oscuri comincia a dire, beh, basta, cioè, ho capito, bello, però un po' troppo, con Star Wars 50, cioè, ti viene voglia di strappare le pagine. Sì. E tra l'altro tu hai proprio quell'immagine lì di sfondo, per coerenza. Sì, quindi sì, secondo me si è un po' cercato di... non so come, non mi viene il modo di dire, però... di rilanciare, è stata... Sì, si è usato troppo. Esatto. Anche, esatto, si è usato troppo anche andando a danneggiare delle idee che in realtà buone, che in realtà potevano funzionare. Ma secondo me anche l'idea di Star Wars 50
in un altro contesto è interessante da esplorare, sì. ma non Il in quel problema è contesto. che no, il problema, cioè Star Wars 50 secondo me ha un'unica spiegazione possibile ed è Che è tutta quella una che favola, sì, è un'unica spiegazione possibile. per forza. È un'unica spiegazione possibile. E Solmo suggerisce anche, Sì, però è un'unica spiegazione che, che potrebbe giustificare quel fumetto, secondo me. sono d'accordo. Come dice Andrea, in una parola, Poppy. Poppy. E poi sì, ecco, mi spiace non avere in testa bene tutte le regolari, perché comunque secondo me anche tutti i vari cyborg che si ribellano ai non amici e i non amici che tentano di salvarli, poi Vanan, Snowbot, Vader, vabbè, Vader amici, no, però abbiamo capito, secondo me poteva anche essere interessante, però purtroppo non Sì, è anche al allora, momento dell'uscita. io ti parlo almeno per quanto riguarda Cacciatori di Taglie, però il fatto che ci sia di mezzo anche Droidi Oscuri e questo sia il volume finale, Sì, secondo me è un casino, perché cioè tu devi chiudere le linee, ma hai tutto questo discorso di Droidi Oscuri nel mezzo. Valance c'è, non c'è, va salvato, però deve anche fare le cose che deve fare per il crossover, cioè secondo me pensare di chiudere le miniserie, almeno 2 di queste, cioè Cacciatori di Taglie e e Dottoressa Afra. Afra, con un crossover è una cagata. Sì, ma poi un crossover scollegato dal resto, cioè fosse un crossover fatto apposta per chiudere tutte le 2020 Ok. sarebbe stato figo, però un crossover con una storia totalmente sé di questo tipo in Mhm. effetti non è proprio l'ideale per chiudere due No, miniserie. no, ma perché non riesci a prenderti il tuo tempo, No, cioè esatto. Cacciatori d'Italia praticamente hai un numero che è la conclusione vera e propria, tutto il resto è crossover. Sì. Sì, che poi Invece, anche il brossolato è bello cicciotto rispetto a quelli prima. sì, sì, invece di costruire qualcosa del tipo, sì, perché sono i numeri dal 35 al 42, Eh, quindi sono tanti sì, numeri. sì. E Sono 7, in tutti questi numeri succedono così tante cose, c'è Valance, prima c'è il discorso prima Valance non c'è, poi bisogna salvarlo, e ci sono i droidi oscuri, cioè il numero di Valance di droidi oscuri è uno degli ultimi, perché c'è tutto l'arco narrativo prima e non riesce a costruire niente, o meglio, sì, ma costruisce poco e lascia poco al lettore. Ed è un peccato che il finale di una serie, che poi il finale è anche bellino, però non sia, come dire, non si sia preso un po' il suo tempo. Tra sì, l'altro, vabbè, il finale e ci sia Boba Fett in copertina enorme e Valance piccolo, ok che compare Boba Fett, però questa comunque è la serie di Valance, della ciurma di Valance, dai un po' di spazio a sto povero Valance nel numero finale, vabbè. sì, non so che copertina ci sia nell'edizione originale, ma penso comunque quella. Penso questa, sì. Quindi sì, cioè poi è vero che negli Stati Uniti escono spinnati, quindi in realtà forse quella non è una cover dell'ultimo numero spinnato, ma è una cover del primo dei volumi. Di solito fanno così, dovrei andare a Sì, sì. controllare. Però vabbè, sì. Non guardo adesso perché sennò mi salta la connessione. Però eh, sì, sì, secondo me non ci hanno neanche pensato, è un problema, sì, Mhm. però no, personalmente non ti dico, dottoressa Afra, non ho letto tutto all'uscita, mi ricordo l'ultimo numero, non mi ricordo le parti dei Droghi Oscuri. Io ho letto solo l'ultimo numero perché volevo vedere come finiva. Sì, invece ho letto anche quelli prima, ma non mi ricordo i numeri di Droghi Oscuri di Afra, ma mi ricordo l'ultimo numero.
per dirti comunque quanto magari crossover possa avermi lasciato rispetto a una conclusione di Afra che personalmente ho anche apprezzato. Anch'io, moltissimo. Poi, conclusione, tra virgolette, perché c'è già su una cover di Jakku Afra, quindi... Beh, ci sta, non è morta, spoiler, quindi No. ci sta. No, ma Afra deve comparire nel Mandoverse, cioè non è che ci sono Ovvio. altre Case of the Scam and Demoni, Dr. Afra. Va bene. Ok, direi che comunque abbiamo abbastanza dato le nostre, poi non mi voglio stare a ripetere troppo, però secondo me abbiamo un po' dato il nostro parere in maniera un attimo più approfondita. Sì, poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, cioè perché hai qualcosa da aggiungere? non tanto sul Radio Oscuro in realtà, è più una conclusione, poi ti lascio andare avanti. No, che comunque, cioè, personalmente da parte mia, ma mi pare anche tua, comunque anche se magari non siamo stati contentissimi della gestione di alcune serie 2020 eccetera, io personalmente resto ben sperante per il nuovo corso di queste 4 miniserie, questa maxi serie composta da 4 miniserie su Jakku eccetera, che secondo me come idea ci stanno, è ciò che chiedevo io personalmente, ma in realtà molti da anni, cioè passare al post episodio 6 collegandosi a Aftermath, sì, poi bisognerà vedere che cosa succederà dopo questa maxi serie, perché ci occupa un po' di tempo, poi vedremo. Un anno, alla fine sono 12 numeri, quindi è un anno. Secondo Ma me... non escono una settimana? Una settimana? No? Oddio, non lo so, può essere, vado a vedere subito. Io non ho capito un anno, ma... Sto dicendo una cagata? Non escono No, una non lo so, settimana? può essere, perché non ho guardato le date. Aspetta che te lo dico, vediamo. Sai che vado. Te l'avevo detto. Posso rimangiarmi tutto quello che ho appena detto? No, ragazzi. Sì, ma Star Wars settimanale no, cioè non è Topolino. E così Star Wars 2025 potrà ricominciare a gennaio. Sì. Poppy. Sarà ambientato in episodio 6 nel Mandoverse con Baby Ben Sono. Niente, mi dispiace di averti così distrutto. No, ragazzi, non puoi 12 numeri in una settimana, beh. Io stavo facendo tutto un bel discorso che stessero ripartendo dopo episodio 6. E invece un numero a settimana per 3 mesi. Ma infatti quando tu prima mi hai detto no, ma sì, dai, è una variant al mese, è una variant al mese, cosa vuoi che sia? E io, ma no. No, non penso proprio. Sì, è proprio una settimana. Sì. Mi dispiace, Raghi, mi dispiace di dover concludere dandoti questa brutta notizia. Vabbè, almeno sono di Ghist. E allora nel 2025 sì, riprende in Alta Repubblica, così. No, così no. No, appena iniziato una cosa. Che non riprende così l'Alta Repubblica, riprende perché Marvel ha rilanciato tutte le serie, Alta Repubblica inclusa. E quindi automaticamente rilancia pure Alta Repubblica anche se non ce n'era bisogno. Bastava continuare una serie già in essere. Sì. Marvel. Vabbè. Infatti Avventure continua. Sì. Perché è Dark Horse. Ci rivediamo all'Archivio Jedi, perché sennò qua andiamo OT. Sì, infatti. Va bene, dai, abbiamo abbastanza sviscerato l'argomento, secondo me. Sono curioso comunque di sapere, per chi recupererà questo video in differita,
che cosa ne pensa del crossover. Nel caso scrivete, lasciate un commento che ci aiuta per l'algoritmo, scrivete flagello così io so che state commentando per darci una mano. E appunto ditemi che cosa ne pensate, perché sono curioso anche di sapere la vostra, poi vi rispondiamo qui nei commenti. Raghi, grazie mille per questa sera. Ne approfitto per ricordare, prima di chiudere del tutto, i prossimi appuntamenti in diretta. Archivio Jedi torna lunedì 14 ottobre e torna anche Holocron Book Club lunedì 28 ottobre. Quest'anno incredibilmente Lucca non intacca le date delle dirette e niente, per cui ottobre ci vediamo il 14 e il 28 di ottobre con Archivio Jedi e con Holocron Book Club. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi alla newsletter perché appunto il 1° ottobre secondo me è un numero che non volete perdere di questa newsletter e ci saranno tante cose di cui parlare. Quindi grazie ancora a tutti per averci seguito questa sera. Grazie Raghi. Grazie a te, grazie a tutti. E ci rivediamo ovviamente alla prossima live o al prossimo video. Quindi buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!